Buongiorno, o buonasera, insomma, dipende da quando vedrete questo contributo. E se vedrete questo contributo, speriamo di no. Io lo consideravo anche prima di quello che è accaduto nel mondo poco più di un mese fa, vagamente insignificante, a maggior ragione oggi come oggi, insomma, queste parole che ascolterete, di cui non sentivate la necessità e di cui non sentirete la mancanza, mi sembra che si riducano ulteriormente allo stato di quisquiglie. Mi aiuteranno un pochino le persone che citerò e che ho intervistato, sono i miei maestri, quindi renderanno tutto più sensato e meno farneticante, nonostante il drammatico momento che sta vivendo la storia dell'umanità. Mi sembra anche di dovermi scusare per la voce, quindi qua abbiamo problemi sia di contenuto che di forma, ma ho avuto il Covid, ne sono uscito da poco dopo sintomi un po' sgradevoli, per cui il problema dovrebbe essere quello. Ehm, ma c'è dell'altro perché mi sembra di iniziare a raccontare questo piccolo e breve percorso di formazione anche abbastanza male, cioè andando fuori tema con due tappe, le prime due tappe che non sono perfettamente pertinenti, insomma, non rispettano precisamente le consegne, però ci tengo molto e quindi ve le propongo. Beh, la prima riguarda proprio i primi passi su quello che con un po' di coraggio e clemenza potremmo considerare palcoscenico. E se ho detto palcoscenico, in effetti in questo primo episodio il requisito tematico è rispettato perché siamo a teatro, però è un teatro piccolo piccolo. È un teatro anche molto lontano per quanto riguarda la mia esperienza, però allo stesso tempo è anche potenzialmente molto vicino, tutto intorno a noi, un teatro ovunque, niente poco di meno che il teatro dei villaggi turistici. Ebbene sì. Nel 2008, a Santo Domingo, Repubblica Dominicana, Baia Ibe, in un villaggio turistico di grandi dimensioni, con un teatro di grandi dimensioni, il responsabile delle attività diurne dell'epoca, di quella stagione, io sono rimasto 7 mesi a Santo Domingo, Andrea Vismara si chiama, mi affida il ruolo di Frollo in Notre Dame de Paris. E io ricordo questa cosa col cuore palpitante, perché teatro di grandi dimensioni, quindi scenografia immensa, una produzione relativamente importante, bellissimo. Perché risulta fuori luogo questa prima tappa? Perché se siamo alla ricerca di testimoni del 68 e degli anni 70, io non lo posso essere, ma neanche Andrea Vismara, che tra l'altro poi sarà un grande gobbo, un grande Quasimodo, può essere, perché è stato procreato, non lo so, nel 1980, poco prima, poco dopo, non può esserci testimone per quanto riguarda il periodo storico che abbiamo deciso di investigare. Però ci tenevo e ci tengo molto perché che io tra 40 anni, 50 anni sia stato veramente un attore o meno, oppure come adesso invece purtroppo un frustrato e depresso venditore di spazi pubblicitari, ad Andrea Vismara io devo molto. Marcello Marchesi tra l'altro diceva la pubblicità è il commercio dell'anima e non l'anima del commercio, e aveva ragione. Seconda tappa. Qui il requisito temporale è rispettato, ma non quello tematico. Perché? Perché nel 2016, quindi dopo 8 anni da quel 2008 a Santo Domingo, 8 anni di vuoto dal punto di vista recitativo, anche se io mi ero promesso a Santo Domingo, dopo i successi planetari del mio Frollo, di iscrivermi, di provare a iscrivermi una volta tornato dai Caraibi all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, ma è una cosa che puntualmente non ho fatto, quindi 8 anni di vuoto. Nel 2016, per caso, visitando il sito web dell'Ateneo Veneto, incappo, dico per caso perché stavo cercando tutt'altro, stavo cercando uno dei seminari del mio psicanalista dell'epoca,
Salomon Resnick, un grande psicanalista e psichiatra, filosofo, argentino ma naturalizzato veneziano. Poi sono stato anche al suo seminario, ma in capo per caso invece nella promozione di un masterclass, di uno dei masterclass all'Ateneo Veneto sempre, di Pupi Avati. E quindi qui siamo al cinema e non a teatro. Però nel 68 il maestro del cinema italiano c'era e come, e in quell'anno gira peraltro la sua prima pellicola che è Balsamus, l'uomo di Satana. Quella 2 giorni all'Ateneo Veneto è stata un'esperienza straordinaria. Non solo abbiamo ascoltato il maestro Pupi Avati che quando parla ti ammalia, ti affascina, ti arricchisce e ti istruisce, ma abbiamo avuto anche l'onore di recitare di fronte a lui. Io conservo anche con gelosia una reliquia, cioè un video di quell'esperienza. Ecco, qui c'è un ritorno di fiamma, perché uno dei partecipanti a questo masterclass mi invita a candidarmi al Kitchen Teatro Indipendente Vicenza, perché stavano cercando degli attori e delle attrici per mettere in scena a 10 anni dalla morte di Luigi Meneghello Libera Nossa Malo. Luigi Meneghello è un personaggio e un ruolo che poi ho interpretato al Teatro Astra di Vicenza come debutto e poi 6 o 7 repliche successive nel Vicentino. Registi del Kitchen Teatro Indipendente, che in questi giorni festeggia i 10 anni di vita, e di Libera Nossa Malo, di quello spettacolo, sono 2 persone a cui voglio molto bene e che adesso vi presento brevemente: Franca Pretto e Gianni Gastaldon, che hanno firmato numerose regie di spettacoli teatrali e performance di piazza, formandosi con Nin Scolari, Luciana Roma del Teatro Continuo di Padova e poi Alessandro Gasman, Giuliano Scabia. Gianni è stato anche assistente di Laura Curino, mentre Franca dal 74 si dedica alla ricerca di linguaggi non verbali e guida diversi gruppi che lavorano sull'espressione corporea. Lei che è stata allieva tra gli altri di Suzanne Martinet della scuola di Ginevra, mentre sulla ricerca vocale si è formata con, sempre tra gli altri, l'attrice e docente della New York University Rosemary Quinn. Altra formazione e collaborazioni: Claudio Montagna del Teatro dell'Angolo di Torino, Pippo Del Bono, Peppe Robledo. Altra tappa, torniamo a Venezia, andiamo alla Giudecca, dove mi iscrivo a un corso organizzato da una realtà che si chiamava, non so se si chiami ancora, se esiste ancora, Fondaco, un corso condotto dall'attrice e dalla regista Ambra Curato. Anche lei però, senza rivelarne l'anagrafica, troppo giovane per parlarci del 68 e degli anni 70, come troppo giovane un'altra grande attrice e regista che conosco durante il corso di Ambra Curato e che diventa mia maestra, ovvero Stefania Felicioli, anche lei troppo giovane. A questo punto, sempre a Venezia, sul mio percorso, incontro una meravigliosa realtà del territorio e storica, una realtà veneziana di tradizione e trasgressione, di cultura, di spettacolo anche teatrale, ovvero la compagnia De Calza Gli Antichi. Peraltro il teatro veneziano nasce con le antiche compagnie di calza del 400, mentre oggi prior grando della compagnia, è quest'uomo bellissimo e statuario, Luca Colferai, detto Colo de Fero, il quale in 2 metri de homo, 194 centimetri o giù di lì, non lo so, di eleganza però, 194 centimetri di eleganza, riassume moltissime figure artistiche. Luca non è solo un giornalista, è anche uno scrittore, è un attore, è un regista, è un presentatore ed è un bevitore. Lo avevo invitato a Vicenza a vedere Libera Nossa Malo e poco dopo lui mi coinvolge in uno spettacolo a Venezia in cui stava recitando Venisland, prodotto da Per Venezia Consapevole, che ospita questo totalmente inutile contributo, totalmente inutile se non fosse per le persone che sto citando e che a breve vi presenterò tramite delle interviste. Venisland è stato ideato e scritto dall'attore e filosofo e presidente di Per Venezia Consapevole Alberto Madricardo, dall'attrice veneziana Adriana Tosi e dalla drammaturga e docente dell'Università Statale di Milano Margaret Rose. Alberto Madricardo e Adriana Tosi, entrambi attori di questa pièce. Regista di Venisland, e attore pure, questo personaggio che ho il piacere di presentarvi.
Buongiorno a Germano Nenzi. Il mio incontro col teatro è venuto abbastanza tardi, cioè avevo quasi 30 anni e ho visto l'avviso del Teatro Ca' Foscari che invitava a partecipare a un laboratorio. Sono andato e così è cominciata la mia avventura teatrale. Direttore del Teatro Ca' Foscari era Renato Padoan, che veniva dopo la direzione di Giovanni Poli. Lì ho fatto proprio i primi eh, approcci col teatro e il primo spettacolo l'ho fatto appunto e si trattava di una Maria, cioè questo è l'Odoge Seve Piase. È uno spettacolo appunto che veniva proprio dalla tradizione veneziana e che Renato me ne rimetteva in scena. E io facevo una piccola parte doppia, c'era una macchina teatrale che girava dove in un primo momento apparivo come il Nettuno, un Nettuno con un mantello, inginocchiato per essere come una specie di nano e invecchiato e che diceva la Zeica batta maggior quantità di monete che far si può, eccetera, eccetera. Poi girava e mi toglievo il mantello e venivo come pistore tedesco. Veniva come pistore tedesco e lì dovevo dire, adesso non mi ricordo bene, delle frasi abbastanza astruse, per cui potevo dire qualsiasi cosa, solo che l'emozione, la prima volta io mi sono bloccato. E lì è venuto il mio primo applauso di incoraggiamento e beh, devo dire che è stato, mi ha portato bene, nel senso che visto che a distanza di parlare del 72-73, per cui diciamo 40 anni, eh sì, ormai sono 40 anni, vabbè, e poco tempo dopo c'era Gianni De Luigi che cercava della gente per mettere su una compagnia teatrale. Mi sono presentato anche lì e avevamo cominciato tutto un altro tipo di teatro che era molto, molto più quello di ricerca che veniva fatto all'epoca. E la sede era quella che è chiamato Centro Grafico a San Polo. Era stata la sede dove avevano organizzato il festival provinciale dell'Unità e poi è stata utilizzata da vari settori, da vari artisti. Infatti con noi eh, c'era Vittorio Basaglia, c'era Renzo Barbieri che faceva la grafica, c'era eh, Mark Smith che faceva la fotografia, poi anche altri pittori, mi ricordo, Velludo, eh, insomma, e noi avevamo uno spazio lì dove abbiamo provato per mesi e poi alla fine abbiamo fatto lo spettacolo lì all'interno. Naturalmente non uno spettacolo in cui non esisteva più il diaframma del palcoscenico, ma proprio la gente era proprio in mezzo, per cui lo spettacolo era l'istruttoria di Weiss, di Peter Weiss. E devo dire che appunto, è stato un modo di far teatro che evidentemente lasciava il segno, nel senso che per esempio lì c'era tra quelli che sono venuti a vederlo, c'era anche mia moglie, che non era ancora mia moglie, e, e che ha detto che non ha più visto
Germano, ma ha visto il personaggio che recitava. Per cui si è innamorata anche lei del teatro. In conseguenza di questo, poi, nella Biennale del 1975 è venuto Grotowski a fare non solo il suo spettacolo, ma anche un laboratorio a San Giacomo in Paludo, dove erano invitate tutte i gruppi teatrali del momento, i gruppi teatrali che si erano organizzati tra di loro e giravano per le città a portare il teatro. C'era una facilità di fare teatro che adesso veramente è impensabile oggi. E noi abbiamo partecipato insieme con altri gruppi teatrali. Siamo stati una giornata intera con Grotowski e a San Giacomo in Paludo. Ognuno presentava il suo tipo di teatro. È stata veramente una giornata da non dimenticare. Col pomeriggio verso sera noi tutti attorno e Jerzy Grotowski che parlava proprio tipo Santone. Ma vabbè, questo rimane comunque un ricordo molto, molto bello. In quegli anni anche io e mia moglie ci siamo impegnati anche col Circolo La Comune. C'era appunto la necessità di fornire una base anche per Dario Fo che girava per l'Italia e per cui avevamo anche qua noi il Circolo La Comune, che aveva una sede qui a Venezia e anche uno spazio a Mestre, uno spazio che era vicino alla ferrovia e che era stata la sede di Avanguardia Operaia e dove ci siamo ritrovati con altri anche lì a fare teatro. Fare teatro, per cui Sandro Galante ha forgiato l'etichetta che TAG, che è rimasta ormai, che esiste tuttora, il teatro alla giustizia. Ringraziamo Germano Nenzi per la disponibilità. Proseguiamo. Dunque, inizio a partecipare alle attività di Per ed è partecipando alle attività di Per Venezia Consapevole che conosco una persona, anzi una personalità che non ha bisogno di presentazioni o che comunque avrebbe, cioè meriterebbe un seminario dedicato, Paolo Puppa, che è mio nonno, mio fratello, mio amico, a cui voglio molto bene. Ne vorrei molto di più se non mi avesse coinvolto in questa cosa che mi angoscia da mesi e che spero di portare a casa presto, ma siamo quasi alla fine. Con Paolo Puppa, Margaret Rose e il gruppo teatro che si forma intorno a Per Venezia Consapevole iniziamo a scrivere dei monologhi che poi, monologhi incentrati su temi di carattere sociale legati al territorio veneziano e mestrino, che poi portiamo in giro sia a Venezia, per esempio al Teatro La Vogaria, che a Mestre al Centro Culturale Candiani. Penultima tappa, molto lontano, andiamo a Chirignago, dove mi iscrivo a un corso tenuto da Salvatore Esposito, protagonista assieme a Monica Zuccon dello storico Caffè Sconcerto. Alla fine di questo corso metteremo in scena uno spettacolo dedicato ad Achille Campanile e le sue tragedie in 2 battute. Ecco a voi un altro contributo. Buonasera Salvatore Esposito. Salve Luca. Allora dovrei parlarti di me. Facciamo presto, velocemente, anche perché tu mi hai detto di parlare di me, della mia esperienza artistica dal 1969-70 al 79. Di altre cose di me te le ho già raccontate, ho avuto anche l'onore e il piacere di dirigerti in uno spettacolo nell'ambito dei corsi amatoriali che facciamo noi o pseudotali, insomma,
Però quello che volevo dirti, laddove precisa richiesta, è questo. Nel 1970 mi avvicinavo al teatro anche così giovanile, adolescenziale, grazie a Dario Ventimiglia, futuro responsabile del settore teatro della Biennale di Venezia, nonché anche regista e valente attore. Mi chiese di partecipare ad una rappresentazione del Pinocchio, nella quale io interpretai proprio il ruolo di Pinocchio. Da lì saltiamo subito e andiamo al 1975, evidentemente a Dario Ventimiglia ero piaciuto, nel 70-75 ci fu la mia esperienza politica, aderì ai gruppi extraparlamentari, in particolar modo la lotta continua, dalla quale ho ricevuto dei buoni insegnamenti, ma anche ho capito da che parte bisognava stare. Fatto sta comunque che nel 75 mi chiese di partecipare a uno spettacolo, un trittico di Samuel Beckett dal titolo Clownerie, in cui venivano rappresentate tre commedie, due commedie e un atto unico mimato, erano Amicizia, Commedia e Atto senza parole. Io fui catapultato sul palcoscenico ad interpretare Atto senza parole proprio, rimasi anche senza parole perché io personalmente di mimo non ne capivo una cippa. Fatto sta che mi invitò, evidentemente notando in me delle grandi capacità espressive, e io interpretai questo Atto senza parole. Per chi conosce Beckett sappiate che è impegnativo come tipo di rappresentazione, ma molto significativa. Fatto sta comunque che poi dal 75 possiamo già... e nel 75-76 con Clownerie, con Atto senza parole, io credo che se andiamo a verificare e a vedere negli annali, credo di essere stato l'ultimo pseudo artista a mettere piede a Palazzo Labia alla RAI nell'ambito delle rappresentazioni televisive, artistiche televisive. Io ricordo lo studio di Palazzo Labia dopo la mia rappresentazione, le riprese dell'Atto senza parole, penso che non si sia fatto più nulla alla RAI. Basta verificare, di televisivo non si è fatto più nulla di rappresentazioni artistiche. Gli altri persone importanti della mia carriera sono stati Arnaldo Momo, Renato Padoan e Roberto Milani, per i quali ho rappresentato rispettivamente i pettegolezzi delle donne, mi ricordo, La figlia obbediente, e con Roberto Milani abbiamo iniziato una serie di rappresentazioni legate al mondo del teatro popolare comico di Peppino De Filippo. Insomma, ho fatto tante belle cosucce. Nel 79 poi mi sono sposato. Comunque, vi ho citato questi nomi perché senza queste personalità forse magari avrei fatto più fatica a trovare una mia dimensione artistica. E il resto è tutta storia attuale della quale io mi dedico a tempo pieno al mondo dello spettacolo, al teatro, all'organizzazione di eventi, insomma, faccio quello che posso. Spero di essere stato eloquente, pleonastico, materiale plastico, ma non so se avevo detto tutto, insomma. Rieccoci, grazie anche a Salvatore Esposito per il tempo concessomi. E siamo alla fine perché siamo ai giorni nostri. Io da ottobre sono iscritto alla scuola Giovanni Poli, Teatro Lavogaria, Venezia, dove ho conosciuto e sto conoscendo degli artisti del calibro di Stefano Pagin, però anche lui troppo giovane per parlarci del 68 e degli anni 70, e poi Adriano Juresevic, insomma i maestri sono diversi. E poi adesso vi presenterò invece due persone che qualcosa di quel periodo storico ci possono raccontare. Il primo è il direttore Burbero da matti, però meraviglioso, direttore della scuola Poli e del teatro Lavogaria. La seconda, una mia maestra e regista di uno spettacolo che a breve metteremo in scena con i miei compagni di avventura di questa stagione accademica e formativa, uno spettacolo di commedia dell'arte. E quindi io concludo salutandovi, scusandomi per quello che ho detto nell'incipit di questo contributo, e vi lascio a Stefano Poli e Nora Fuser.
Buonasera Stefano Poli. Ecco, io sono Stefano Poli, sono il direttore del Teatro Avogadria e vorrei raccontarvi un po' la storia di questo teatro che si inaugura nel 1969 ed è un immobile che la famiglia Poli ha acquistato nel 68. Io ho sempre collaborato con mio padre, Giovanni Poli, che ha fondato negli anni 50 il Teatro Universitario di Ca' Foscari. Io l'ho sempre seguito nella sua attività e quando questo immobile è stato acquistato ed è stato trasformato in teatro, ho collaborato con lui per rendere l'ambiente adatto a spettacoli e scuola. Allora, il primo spettacolo del 69 è stato La Rodiana, spettacolo che era inserito nell'evento La Biennale Teatro di Venezia. Dopo, successivamente, sia con attori provenienti da Ca' Foscari, cito qualcuno come Giancampi, Roberto Milani e altri, sono stati prodotti una serie di spettacoli. La ripresa della Commedia degli Zanni, che è stato un grande successo di Giovanni Poli, e soprattutto L'Alfabeto dei Villani, che era una storia, uno spettacolo sulla condizione dei contadini nel Cinquecento. Opera tratta da... Ecco, io ho sempre collaborato con mio padre, sia come attore, sia come scenografo, e un po' di tutto in teatro, perché questo teatro è stato creato anche un po' messo in piedi con modesti supporti economici, quindi abbiamo fatto un po' tutto da soli, no. Quindi il palcoscenico è stato montato con la platea era di panche, un teatro laico, come diceva mio padre, no, una chiesa laica, anzi, molto semplice e povero, teatro povero. Il Teatro Avogadria dal 69 al 79 ha partecipato a svariate tournée in tutto il mondo, a cominciare dall'Europa, dai paesi dell'Est, dall'Africa mediterranea, dall'Africa più meridionale come l'Etiopia, dalla Cina al Giappone, al Sud America, al Messico, con spettacoli dedicati comunque alla tradizione veneta. Nonostante, a parte questo, qui si è sempre svolta un'attività teatrale che nasceva anche dalla scuola di teatro creata dal mio padre Giovanni, da dove traeva e integrava gli allievi negli spettacoli. Nel 79 Giovanni muore e con mia mamma Carla Picozzi decidiamo di
continuare l'attività. Perché, come mio padre diceva e scriveva, questa attività deve continuare anche dopo di me. E noi abbiamo deciso di andare avanti fino ad oggi. Buongiorno a Nora Fuser. Buongiorno, ricordare i tempi lontani fa sempre un certo effetto, comunque vabbè, per la memoria storica si può raccontare che diciamo questa compagnia teatrale che poi diventa la cooperativa TAC Teatro di commedia nasce a Mestre in via Giustizia 19 in questo capannone industriale alla fine degli anni 70, tra il 78 e il 77 e 78, finita le scuole superiori, ci eravamo iscritti all'università e con un gruppo di altre persone che lavoravano, chi all'Accademia di Belle Arti, chi in altri ambiti, abbiamo cominciato a fare questa ricerca di teatro popolare, soprattutto nel quartiere, dove raccoglievamo testimonianze di personaggi del posto e le teatralizzavamo praticamente, le rendavamo teatro popolare, teatro di piazza ovviamente, perché venivamo da un periodo storico di lotta di classe, di rivoluzione, diciamo, venivamo dall'attività politica e quindi c'era un po' il teatro politico. Mi ricordo che il primo spettacolo che abbiamo fatto è stato Il Drago di Schwarz, dove appunto si parlava del potere, quindi erano quegli anni in cui la critica al potere era forte. E questa cosa era autogestita, noi eravamo autodidatti, la formazione è venuta poi dopo, negli anni '80, quella vera formazione di ricerca antropologica, eccetera. Quindi le nostre prime cose erano molto legate, mi ricordo che ospitammo il Living Theater lì da noi, con il quale abbiamo fatto anche dei laboratori alla fine appunto degli anni 70, prima che si cominciasse a fare appunto la cooperativa. Un'altra cosa che ci aveva intrigato molto era il lavoro sui clown. Mi ricordo che andammo al Circo Medrano, che era lì ospite a Mestre durante i periodi, credo, natalizi, quando veniva il circo, una volta, anche adesso credo, non lo so, e invitammo un clown della scuola svizzera, molto bravo, che ci insegnò a fare le gag classiche, le cadute, la box, tutti gli scherzi, i tempi comici, che sono anche i tempi di commedia che poi noi abbiamo elaborato negli anni. E abbiamo fatto uno spettacolo, una parata spettacolo che si intitolava Il Pacco, dove avevamo incartato il municipio di Mestre e come una specie di banda giravamo per la città facendo questo spettacolo di clownerie con i nasi rossi, quindi è stata un'esperienza molto bella. Il clown, le prime cose che si facevano come adesso, queste cose proprio, la commedia, la strada, erano di fatto il nostro pensiero in quel periodo storico, no? Soprattutto di strada. E poi un'altra cosa interessante che facemmo, però questo proprio all'inizio, sì, verso il 79, furono le 150 ore per gli operai. E lì invitavamo gli operai che facevano queste famose 150 ore, che era erudirsi dopo il lavoro, cioè prendersi un diploma, eccetera, e dentro a questa erudizione con gli insegnanti venivano lì in teatro alla mattina e noi facevamo una specie di storia del teatro, dalla commedia fino ai testi dell'Ottocento, Giacosa, Come le foglie, Pirandello, facevamo tutta una serie di spettacoli per informarli sulla storia del teatro italiano, insomma. Anche lì fu un'esperienza molto bella e molto interessante anche per questa gente che veniva, erano tanti operai che venivano insomma eruditi a questo mondo, il mondo del teatro, che appunto aiuta a far crescere culturalmente, emozionalmente e quant'altro.